Una cabina di regia che deciderà la reale pericolosità delle antenne MUOS. È stato deciso ieri nel corso di un incontro a Roma cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, il Ministro della Salute Balduzzi, il Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Garaci, l'assessore regionale alla Salute Borsellino, quello al territorio Lobello e il generale Goretti in rappresentanza del Ministero della Difesa. Di questo organismo faranno parte l'Istituto Superiore della Sanità, l'Agenzia Regionale dell'Ambiente, l'Istituto Superiore della Ricerca e Protezione Ambientale e il professor Massimo Zucchetti, proposto dal presidente della Commissione Ambiente dell'ARS, Giampiero Trizzino. Sempre sul fronte della struttura di Contrada Ulmo a Niscemi, ieri c'è stato anche un incontro all'ARS fra Trizzino, il vicepresidente dell'ARS Antonio Venturino e il console americano Donald Moore, per cercare di avviare un'operazione trasparenza sul destino del MUOS. Dopo aver ribadito la nostra posizione e la necessità di nuovi rilevamenti, ha spiegato Trizzino, e di una collaborazione con gli USA affinché vi sia certezza dell'impianto sulla salute, abbiamo invitato il console a parlare con una delegazione dei comitati niscemesi per chiarire la posizione di apertura nei confronti della popolazione. È un'operazione di trasparenza che deve assolutamente esserci per riconquistare la fiducia nelle istituzioni che per troppo tempo è mancata. Trizzino ha anche chiesto di visionare presso la base di Sigonella l'accordo internazionale tra USA e Italia con il quale venne siglato nel 2005 il primo via libera all'impianto radar. Un incontro proficuo, quello con il console americano Donald Moore, ha dichiarato Venturino, che ha mostrato la disponibilità americana a fare chiarezza sulla questione MUOS e a non prendere sotto gamba le esigenze della popolazione siciliana.